Ciao a tutti, ci troviamo anche oggi presso il Civico Museo del Cavallino della Giara a Genoni e aderendo ad l'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei per piccoli musei narranti, oggi leggeremo un nuovo testo tratto dal libro guida del Museo del Cavallino della Giara. Il titolo di questa lettura è L'uso sagace della scarsità. Prima si riusciva a non sprecare niente, ma per riuscirci a non sprecare proprio niente c'è voluta l'immaginazione. Prima di tutto non si sprecava il lavoro, eppure si lavorava ore. Si lavorava quanto bisognava e il tempo non si misurava, però non si sprecava nemmeno quello, anzi, si misurava il raccolto, che è quel che conta. Tutti lavoravano come potevano, anche i bambini e i vecchi. Ve l'immaginate oggi le fabbriche, gli uffici che riescono a impiegare tutti i lavoratori, tutto il lavoro disponibile, se non sono capaci a dar loro neppure ai grandi e sani in cerca di lavoro? Tutto era scarso prima, e se anche la quantità di braccia disponibili diventava scarsa, ciascuno in qualsiasi momento poteva dare una mano a modo suo. Anche la vecchia nonna poteva almeno sorvegliare la casa o un neonato o andare con il nipotino a raccogliere la legna o erba per gli animali da cortile. Degli animali si utilizzava tutto, da vivi e da morti, anche lo sterco, da vivi come letame o come combustibile e ogni minima parte del corpo da morti, riciclaggio si dice adesso. Ma non c'è paragone con quando si doveva riciclare veramente. Il cibo era sacro, chi lo sprecava bestemmiava. Delle piante coltivate non si buttava nulla, le stoppie erano pascolo, la paglia cibo e strame per le bestie, gli spurghi becchime per galline. E in cucina i piatti più buoni si facevano anche coi resti, tanta era l'applicazione a immaginare come adoperare ogni cosa, tanto poco si immaginava il buttar via. Gli scarti dei cristiani erano banchetto per galline e maiali. Le galline ripulivano tutto, anche lo sterco, umano e animale. E dalla gallina la massaia sapeva usare tutto, anche le piume per cuscini, le penne come arnesi per spalmare e i gusci d'uovo come cibo aggiunto al becchime per il pollame. Dell'interiora degli animali in ogni parte della Sardegna hanno imparato a fare alcune delle specialità più ricercate, cordulas e trattalias, o come dappertutto le hanno usate come contenitori di insaccati e tanto altro ancora. Guardate la fantasia e l'industria per utilizzare tutto quanto del maiale che si allevava e si macellava in casa, anche le setole per farne spazzole, il sangue come cibo, gli ossi per far sapone. Degli altri animali domestici o selvatici un corno diventava tazza, un osso manico di leppa, il nervo frustino. Lo stesso per piante di ogni genere, coltivate e spontanee. Se non diventavano cibo, erano combustibile, materiale da intreccio, ripieno di materassi, impiastro, decotto e infuso per curare. Cosa bella o profumata per la persona o per la casa. C'è voluto tempo per capire e molta immaginazione per vedere in un albero quello che sarà una cassapanca o un tavolo. Il disoccupato comincia a nascere quando si incomincia a sprecare. E lo spreco più grande è l'uomo sano e buono che non lavora, e tutta questa bella gioventù a non far nulla. C'è voluta l'immaginazione attenta di migliaia di generazioni per arrivare a saper fare un uso così intelligente della scarsità. Chissà quanti anni di immaginazione sagace ci vorranno per imparare a fare un uso intelligente dell'abbondanza. Grazie per l'ascolto.